Il calendario di seconda categoria C prevede ancora 2 giornate, ma il campo sportivo Torbella di Genova Rivarolo potrebbe sancire già oggi la matematica certezza di promozione per il Valletta Lagaccio. Il bottino pieno per i giocatori in completo nero significherebbe un definitivo assestamento in testa alla classifica e soprattutto la ciliegina sulla torta di un campionato praticamente perfetto, solo 2 sconfitte in tutta la stagione. I padroni di casa del Campi in divisa arancioni sono anch'essi alla ricerca di punti per posizionarsi al di fuori della zona play-out e fanno leva sulla statistica casalinga che vede i ragazzi di mister Marco Stagi imbattuti dal lontano 16 gennaio. Per il signor Grosso della sezione di Genova è tutto pronto e allora diamo inizio alla nostra sintesi partendo già dal 14° minuto con il passaggio di Boero per Minniti. A chiudere il triangolo c'è Mariot Barzola con la sua incursione dalla destra, ma il giocatore sciupa tutto coordinandosi male. Gli ospiti continuano ad attaccare e lo fanno con Minniti che sfrutta questa palla lasciata filtrare dalla difesa per provare una botta dalla lunghissima distanza che chiama Mobilia a una respinta in tuffo. Il Campi decide di mostrare i denti con 2 azioni in rapida successione, ma l'incornata sul secondo palo di Sapone sul corner di Levante è fuori misura e la galoppata di Finelli sul filo del fuorigioco viene neutralizzata da Petitti che con il corpo mette in angolo. Siamo in chiusura della prima frazione, Capitan Minniti prova il destro dalla 3/4 ma la sua conclusione non sorprende Mobilia e si limita ad aumentare le statistiche sui tiri in porta. Il primo tempo si conclude quindi a reti bianche, ma grazie all'immagine e al montaggio di Enrico Figus passiamo alla ripresa e più precisamente al secondo minuto, quando i padroni di casa riescono a capitalizzare grazie a uno strepitoso Cedeno che, innescato da Finelli, si fa beffa prima della difesa e poi di Petitti insaccando con una conclusione a fil di palo e regalando ai suoi l'1-0. Il vantaggio maturato si rivela però troppo fragile perché dopo appena 4 minuti e su rimessa laterale Piras apre sulla destra per un lanciatissimo Boero che di collo pieno trafigge Mobilia e buca la rete. Un gol di rabbia che assesta il risultato sulla parità. Il Campi non ci sta e reagisce immediatamente, la difesa degli All Black si lascia scappare Fabio Finelli che riesce a tirare ma Petitti è insuperabile, con i guantoni dice di no. Passano 10 minuti e sono sempre gli uomini di mister Stagi a rendersi pericolosi anche da gioco fermo con una punizione battuta da Levante che viene però disinnescata dal solito Petitti. Al 22esimo gli ospiti devono fare i conti con una brutta tegola, questo intervento di Boero accosta al terzino il secondo cartellino giallo, sinonimo di espulsione e doccia in anticipo di 20 minuti. Nonostante l'inferiorità numerica il Valletta riesce a bussare nuovamente all'area avversaria e lo fa con il calcio piazzato di Minniti. Stefano Iannelli si sgancia dai difensori e tenta l'incornata che però non c'entra allo specchio della porta. Nell'ultimo quarto d'ora non accade nulla ma entrambe le formazioni possono essere contente del risultato. Campi Valletta Lagaccio termina 1-1. Un pareggio che fa contenti un po' tutti, sia i ragazzi del Campi che soprattutto quelli del Valletta Lagaccio. Come recitano le magliette dei tifosi, la prima volta non si scorda mai, una promozione meritatissima per i ragazzi di mister Zampardo. Buonissimi camp! Bello?